Siamo arrivati un po' prima per trovare parcheggio giusto. Ecco. Proprio qua sempre è casino per parcheggio. Si sente un po' di casino, si vede. Ha visto le sue spalle che stanno rifacendo? Sì, l'ho visto, l'abbiamo visto. Gli abbiamo anche letto, gli hanno mandato anche messaggi prima di venire a fare le visite. Avevate qualcuno? Pensato che c'è un problema con il parcheggio che bisogna arrivare per trovare prima. Quindi hai trovato un servizio buono? Sì, trovato buono, benissimo, grazie. Io vado al lavoro con Ecco, è un utente, lei lo usava sempre o l'ha cambiato? Io lo uso sempre, sì. Sì, è molto utile. A parte anche il prezzo è più accessibile perché insomma se vado in un parcheggio più centrale spendo 3 volte tanto, quindi E la frequenza del servizio, per esempio? ogni 10 minuti c'è un bus, 10-15 minuti, quindi è comodissimo. Se non fai i lavori bisogna farli, è importante se chi finisce presto. Lei è un utente, un professionista? No, sono solo di passaggio, io parcheggio sempre da che altra parte. Cosa pensa di questa rivoluzione? Dopo cambierà, se andrà in meglio o c'è qualcosa che no? Speriamo che si vada in meglio, se no è inutile fare i lavori. Il disagio più che altro è anche da quando hanno fatto il passaggio della gestione dei parcheggi che ora non è più del comune, lì un po' di disagio sì, lo ha creato. Di sì. che tipo allora? Hanno fatto diversi lavori, funzionamenti saltuari che saltavano. Beh, noi abbiamo parcheggiato Coro di Rialmago, si può entrare tranquillamente col telepass. Ecco, anche Trovi lei. il posto di sicuro almeno. Cosa pensa di questa rivoluzione? È una cosa che andava fatta? È Non andava fatta, basta che ci siano più posti almeno, altrimenti... Mezz'ora per trovare il posto. Capitava? Sì, capitava spesso. A dire la verità io utilizzo più servizi pubblici, quindi non ho molto problema a livello di parcheggio. Per il resto posso capire possa creare un disagio notevole perché giustamente le persone che accedono all'ospedale sono tante tutti i giorni e mi auguro che lo possano ripristinare presto.